www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Nel parco antistante la curva nord attendiamo adesso il fischio di inizio che verrà battuto dai blu celesti in campo con la divisa bianca, la nuova divisa bianca con la banda orizzontale celeste blu, come qualcuno ha detto, celeste verso il cielo e blu verso il lago. Tanto ottimo il gioco di Cataldi sulla destra che salta due uomini dopo aver recuperato il pallone, poi il cross, Rossi stoppa bene il pallone al centro dell'area, lascia Ronchi, la tripla deviazione, poi ancora Rossi deviato in angolo da Cusaro. Ottima la doppia giocata di Rossi che ha liberato prima Ronchi alla battuta, Ronchi sfortunato, una doppia deviazione, poi ancora Rossi che ha costretto agli straordinari Cusaro. Tanto Caramocco si divincola bene in mezzo a due uomini, tocco non perfetto per Marconi che comunque riesce a tenere palla davanti alla difesa, la panchina di Androletti, poi Matic, l'ottimo tocco per Ronchi, Ronchi può appuntare l'area, Ronchi il cross basso e arriva la deviazione di Ronchi in angolo. La battuta verso Caramocco, lo stacco di testa, Marcone, la palla fuori per Cataldi, ancora in area, la deviazione di Rossi che trova Aiolfi ben posizionato. Adesso la buona palla per Cardini, attenzione il tocco in area per Calmi, Calmi un tocco di mano e poi c'è il rigore rosso, oh mio Dio! Oh mio Dio, il rigore rosso a Gibo? Parte Romeo e Salvatori pur toccando non riesce a deviare, rete di Romeo. Si è visto costretto a togliere Rossi, probabilmente ha fatto qualche calcolo rapido, Matic la sua qualità non poteva essere tolta. Ronchi sulla destra sta deviando un'ottima arma, intanto attenzione il disastro al centro dell'area di rigore, Salvatori e la rete di Calmi. Romano che punta l'area, il cross al centro, arca la palla dentro, c'è il fuorigioco di Lillo non sanzionato e c'è il gol del numero 11, 34esimo, Lecco che ormai non è più in campo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Poi purtroppo il signor Davide Di Marco della sezione di Ciampino ha rovinato tutto. Tanto attenzione, Lillo pescato bene in area, al palo e fuori di Lillo. Non prova nemmeno una timida reazione, almeno d'orgoglio, la formazione di Bertolini, che ha anche sostituito Caraffa. Probabilmente Bertolini non spera più in nulla da questa partita. Intanto attenzione, Salvatori invece mette la firma sulla partita con questo ottimo intervento. Fischio, si va finalmente alla battuta, siamo al 26esimo. Parte di Sarò, 1 metro alto sopra la traversa, non male balisticamente ma poco precisa. Tocco per Condogbia sulla linea di fondo, al centro, Marcone mette fuori ma c'è ancora Arduini, il piazzato, Salvatori, parata, poi Romano davanti a Salvatori, rete del 4-0, non ha pietà l'ex Luca Romano. Condogbia intanto, il pallone per Vaini. Attenzione, affrontato da Garofoli, la rete anche di Vaini del 5-0. C'è la rete del 5-0 di Vaini al 32esimo. Tanto Caramocco sulla destra per Benedetti, Benedetti si accentra, vertice dell'area, cerca ancora il lato corto, Benedetti attaccato da Arduini, Benedetti combatte verso la linea di fondo, finisce a terra, si rialza, arriva vicino a lui Cataldi che anche lui combatte. C'è un fallo e c'è il rigore, veramente vabbè. Play out, mentre il Ginatese come detto probabilmente salirà e si salverà. Attenzione Cataldi, rete di Leonardo Cataldi al 38esimo. Rete dell'1-5 con un rigore che è stato sanzionato dall'assistente il signor Daniele Usai, visto che il signor Davide Di Marco non si decideva a fischiare. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.
Alla ricerca di punti salvezza il Lecco si ritrova in un Rigamonti Ceppi deserto per le decisioni del giudice sportivo, ma nonostante questo mister Bertolini schiera una formazione coraggiosa con il neoarrivato Rossi davanti, affiancato da Ronchi e Caraffa e Matic nel trio di centrocampo. Una formazione che rende per i primi minuti il Lecco pericoloso, con cross che finalmente trovano un centravanti al centro dell'area avversaria, ma il Seregno ribatte comunque nel gioco, cerca di tenere maggiormente il pallino e trova in avanti un'occasione con Calmi che comporta un calcio di rigore apparso ai più dubbio e anche addirittura un'espulsione per Gibo, un'espulsione di difficile interpretazione visto che l'occasione da rete non poteva essere chiara stante la posizione di Calmi spalle alla porta. Fatto sta che il Seregno va avanti 1-0 e Lecco in quel momento ha un blackout, vistosi ancora una volta penalizzato dalla terna arbitrale. Subisce nell'arco di 4 minuti la seconda e la terza rete. Da lì il Lecco non è più in partita, mister Bertolini cerca di correre ai ripari sostituendo prima Rossi, inserendo Benedetti e poi successivamente andando a togliere Ronchi, rafforzandosi con Di Sarò durante il secondo tempo e infine alla metà appunto del secondo anche con la sostituzione di Caraffa per l'Ardera. Un Lecco che però comunque non riuscirà più dopo quei 6 minuti a riprendersi nel secondo tempo, anzi subisce ancora il Seregno che trova un palo e poi le reti del 4 e del 5-0. Dunque un Lecco che poi alla fine arriverà anche la rete di Cataldi sul calcio di rigore, ma a quel punto totalmente ininfluente. Dunque un Lecco che non riesce a trovare punti quest'oggi, ma l'atteggiamento dei blucelesti comunque era buono, dunque bisogna subito immediatamente cancellare questo passo falso decretato in buona parte dall'ennesimo errore arbitrale, ma bisogna sicuramente ripartire perché la situazione in classifica è diventata molto complicata stante le vittorie della Scanzo Rosciate e dell'Ogenatese. Dallo stadio Rigamonti Ceppi è tutto. Per Lecco Channel, Stefano Menegatti. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport.